tra poco. Prego. Miriana, come ti fa capire che vuole fare l'amore con te? Fischetta. No, ve lo giuro. Lo sai fare? Sì, fa... con la faccia da furbo, fa... Così mi guarda, pure fa... Na, na, na. Cioè, diciamo che canta anche lì, anche prima di quel momento. Pago, come le fai capire che vuoi fare l'amore con lei? Tanto che era bella la musica. È vero, ma guarda, lasciateli, Pago, tanto hai capelli corti. Allora, lasciateli così. Grazie, mamma. Prego figlio. Senti, come le fai capire che vuoi fare l'amore con lei? Oddio. È buffo, lo devo dire. Io fischietti tipo... È una roba che sensuale meno di 10 proprio. Ha risposto così anche lei. Musica per Miriana. Pago, chi ha preso l'iniziativa la prima volta? La prima volta, te lo ricordi? La prima volta l'ho presa io. Tu. Mi sono ubriacato. Cosa hai fatto? Hai bevuto un po'? Ciao. Miriana? Sì. La prima volta chi ha preso l'iniziativa? No, eravamo tutti e due intimiditi. Anzi, tant'è che la prima volta mi ricordo benissimo che a un certo punto l'ho guardato e ho fatto: andiamo al cinema, eravamo a casa mia, andiamo al cinema, e siamo andati al cinema. Ma non ti ricordi che mi sono ubriacato lì? Ah, la prima volta è stata che quando ti sei ubriacato mi hai detto, ti sei dichiarato? Che bellino, sì, mi ricordo. Miriana, cosa indossi per farlo impazzire? Ah, ecco, lui odia tutte le cose troppo sofisticate, così, semplici, completini un po' da liceale, direi. Quindi mutandine semplici, magari con i fiorellini, così, molto semplice. Niente pizze? Niente pizze, Merletti? No, niente. Semplice. Beh, anche meno costoso, no? È vero. Allora, non si fa il caso. Qual è la cosa che ti fa impazzire? Cosa deve indossare Miriana per farti impazzire? Allora, io l'adoro quando si mette i vestitini. I vestitini lunghi, però diciamo che quando non si mette niente, insomma. Miriana, non comprare neanche quelli, perché tanto... Ma se quando vedi una mutandina semplice mi dice che carina. No, quando si mette senza quelle robe esagerate di pizzo, quelle robe lì no, quando è semplice con una mutandina molto di più. Musica per Pago, va? Ah, sì. Grazie. Miriana, musica bene. Miriana, scopri un SMS equivoco sul suo telefonino. Tu controlli il suo telefonino? No. Brava. Tu cosa fai comunque se dovessi trovare questo messaggio? A, fai finta di niente e poi ti vendichi. No, gli faccio una scenata, cioè, mi deve dare le spiegazioni subito lì, così. Scendi le risposte comunque, perché B richiami il numero a cui è partito il messaggio, C gli fai una scenata, quindi è C. No, voglio la spiegazione subito. Vabbè. Mamma mia, te arrabbiamo perché viene la musica per Pago. Pago, lei scopre un messaggio sul tuo telefonino, quindi si vede che ha guardato il tuo telefonino, no? Per caso, perché può succedere, Pago, può succedere. Il telefonino lì che le donne guardano il telefonino per caso. Il telefonino lì aperto, c'è il testo e tu leggi per caso. Succede, Pago, succede. Bene, anche a me è successo. Senti, non lo fate, conviene. Senti, tu come reagisci? A, per finta di niente e poi tanto lei sicuramente si vendicherà, oppure B, secondo te lei richiama il numero da cui è partito questo messaggio, oppure C, ti fa una scenata. Aversa proprio. Colpo sicuro. Cioè, proprio... Grazie Miriana, grazie Pago. No, lo posso più fare. Grazie Miriana. Sì. Arrivederci, ti piaceva la sedia?